Euroregioni News. La modernità dell'ideale monarchico, a colloquio con il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Per 2 giorni il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha soggiornato in Friuli per partecipare agli eventi Alpi senza confini, un convegno a Gorizia sul ruolo delle crocerossine e dei cappellani militari nella Prima Guerra Mondiale e l'inaugurazione a Trivignano Udinese di un cippo della pace a ricordo delle truppe austriache e italiane della Grande Guerra, posto alla Dogana Vecchia, ora albergo-ristorante della famiglia Serafini, che in passato fu caserma della Reale Guardia di Finanza e confine tra Italia e Impero Austro-Ungarico. Emanuele Filiberto di Savoia, accompagnato dal gran cancelliere Johannes Theo Niederhauser, ha ricevuto una calorosa accoglienza sia da parte dell'organizzatore degli eventi, Alessandro Bergins, referente in Friuli Venezia Giulia degli ordini dinastici di Casa Savoia, nonché cavaliere dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che da parte della provincia di Udine e di molte autorità civili, militari e religiose. Nel suo passaggio cividale il principe ha fatto una breve visita alla storica cittadina, accompagnato dal sindaco Stefano Ballock e dalla vice sindaco Daniela Bernardi, e nel palazzo comunale l'abbiamo incontrato anche noi di Euroregione News. Emanuele Filiberto, lei durante la sua visita ha detto: mi accusano di essere responsabile di tutto, ma forse dovrebbero chiedersi che colpa posso avere io che sono del 1972. Credo piuttosto che si dovrebbero testimoniare i valori di unità, solidarietà e pace che con queste iniziative cerchiamo di diffondere, perché se la patria oggi è quella che è, lo dobbiamo a questi soldati che sono morti credendo in questi valori identitari. E allora parliamo di patria, di ideale monarchico e di monarchia. Le monarchie in Europa oggi sono 8 e 8 sono le teste coronate, quindi, che partecipano al governo dei loro paesi secondo un concetto moderno di monarchia, che è quello della monarchia costituzionale o parlamentare. Questo è un passaggio che ha consentito alle monarchie di sopravvivere a se stesse e al cambiamento dei tempi, oppure possiamo delineare per la visione monarchica un concetto di modernità più ampio rispetto alla definizione di semplice sopravvivenza? Non si può né dire sopravvissuta a se stesso né di modernità. La monarchia in questi paesi è rimasta come qualcosa di al di sopra dei partiti, un punto di riferimento per i cittadini di questo paese. La monarchia è questa, e nei paesi in cui c'è ancora in Europa il sistema, devo dire, funziona bene, perché ha una rappresentanza stabile che è un punto di riferimento per i cittadini del proprio paese. Volendo guardare ai simpatizzanti della visione monarchica, come possiamo inquadrarli? Nostalgici, restauratori, delusi, arrabbiati, utopisti, idealisti, vecchi, parrucconi? No, affatto, sono persone che hanno delle loro idee. Io odio mettere le persone in delle categorie. Ci sono monarchici che hanno quest'ideale della monarchia e vanno rispettati come quelli che hanno degli ideali repubblicani. L'Unione Monarchica Italiana, l'UMI, afferma dal proprio sito ufficiale che non mancano i giovani tra le file dei filomonarchici, anzi si assisterebbe ad un loro incremento. Se questo è vero, potrebbe esserci anche la base per un eventuale progetto politico? Non vedo come la monarchia si possa mettere in un progetto politico, sono due cose che non vanno insieme. La monarchia è un ideale. Ci sono dei giovani, e questo è qualcosa di bello, perché forse stanno cercando altra cosa che non hanno trovato nei leader o negli ideali che possono avere o cercare in Italia. Però forse è un ideale molto più filosofico, un ideale di valore, un ideale di quello che la monarchia può portare, che non sono affatto dei valori antichi, sono dei valori che hanno una storia ma sono tuttora ancora molto moderna, soprattutto nei tempi di oggi, l'insicurezza, le persone che ci vogliono dividere il valore monarchico, il valore che può portare la monarchia, può avere qualcosa di nuovo per le persone. Però l'Italia oggi è una repubblica, non penso che cambierà, dunque proviamo giustamente di poter creare qualcosa che giustamente non sia politico ma sia culturale, dove i giovani si sentono partecipi a questa cosa. In un forum su Facebook, a proposito di uno scambio di opinioni sull'argomento monarchia, un navigatore ha scritto: va bene, mi avete convinto, viva il re, a patto che duri in carica solo per 2 mandati e che ogni cittadino o cittadina possa aspirare a tale carica per libera elezione, e più tutta una serie di basilari concetti tipicamente repubblicani. La considerazione partiva quindi dal presupposto che tutti gli uomini e le donne sono uguali e che quindi diritti divini o dinastici non avrebbero senso. Lei che cosa si sente di rispondere a questa persona? In questi ultimi governi io non ho visto delle elezioni, forse colpi di Stato?
4 premier che non sono eletti dal popolo. Non c'è stato un presidente della Repubblica eletto dal popolo. Dunque a cosa serve il popolo? E io posso capire che la gente non si sente rappresentata, perché io non mi sento rappresentato. Io sono italiano, posso votare in Italia, non mi sento rappresentato perché non l'ho votato io. Qual è la sua Europa? Ma io vorrei un'Europa forte, che possa fare la differenza, che possa essere decisiva nella scacchiera mondiale. Ma all'interno dell'Europa siamo ancora dei paesi singoli e oggi più vado avanti più mi rendo conto che le persone non ci credono più. Dunque, a mio avviso, bisognerebbe rinegoziare i vari trattati e mettersi d'accordo, forse riscrivere quel che hanno voluto scrivere alla luce dell'attualità. Euroregioni News.